E vai, Ciucciariè, vai, e vai, così ti voglio Napoli, così ti voglio, così, va fa muc. Finalmente la vittoria, voglio, finalmente ritorna una continuità del nostro Napoli se la vogliamo mettere. Dopo la vittoria con la Lazio e la vittoria con la Juventus, oggi abbiamo avuto un'altra ennesima vittoria del Napoli, 3 vittorie di fila. Quello che manca al nostro Napoli, continuità. E oggi, almeno per il momento, possiamo dire che il Napoli è continuo. Almeno per il momento, perché sono solo 3 partite. Però dobbiamo prendere spunto da questa vittoria. Ma buonasera a tutti amici, da Napoli all'87 e forza Napolese. Una vittoria sofferta, come mi aspettavo, perché il Napoli quando affronta le squadre non di livello, non le big, ma di medio classifica, con tutto rispetto per la Samp che oggi ha fatto una grande partita, ma l'ho visto un grande Napoli che ha meritato questa vittoria. Ha meritato questa vittoria, sì, anche se il secondo tempo la Sampdoria ha fatto meglio del Napoli, ma il Napoli poi dopo il pareggio della Sampdoria ha avuto la reazione per poter andare a vincere questa partita. Gattuso ha messo dei cambi per poi arrivare a vincerla, ma partiamo prima dal primo tempo. Un primo tempo di un grande Napoli, Napoli che fa un grande primo tempo. Lobotka ha tanta personalità, alla prima da titolare. Lobotka ha fatto una grande partita di gestione, era da tutte le parti del campo, reggeva sempre bene la palla quando veniva attaccato dall'avversario. Veramente impeccabile, grande partita di Lobotka. Poi mi è piaciuto anche Zelinski e il Mas per l'inserimento, per il gol che ha fatto, il gol di Milik di testa, bellissimo anche quello di Milik. Tanto per dire un altro gol capolavoro, quello di Quagliarella, che lo devo applaudire perché veramente è un grande gol quello di Quagliarella, non può che essere applaudito. E il primo tempo finisce 2-1 con un Napoli che ha fatto vedere tanto di gioco e tanto di risultato meritato, perché questo Napoli aveva creato occasioni su occasioni. Il secondo tempo meglio la Samp che fa una grande azione dove va a rifinire con Gaston Ramirez che prende un palo a tu per tu con la porta. Fortunato il Napoli su quell'occasione, ma ogni tanto ci può anche quello, un po' di fortuna che il Napoli quest'anno non la tiene proprio, almeno un pochino questa sera ci vuole. Poi gol annullato, sempre a Gaston Ramirez. E che gol aveva fatto Gaston Ramirez? Aveva fatto un gol capolavoro di rovesciata, dove solo così poteva prendere quel pallone. Per fortuna nostra, Gabbiadini la prende di gomito, l'arbitro annulla il gol. Andando a rivedere il VAR, c'è il braccio di Gabbiadini. Dubbio, si dice che sia dubbio perché si dice che sia attaccata al corpo, però secondo me ci è andato un po' con l'intuito per prenderla lì Gabbiadini sul colpo di testa, se non vado errato, di Di Lorenzo, e comunque viene annullato il gol. Però da lì poi il gol annullato al Napoli, fuori gioco di Zelinski che c'è, poi un altro gol annullato mi sembra sempre alla Samp per un fuorigioco. Insomma è stata una partita piena di episodi, in 25 minuti è successo di tutto, nei primi 26 minuti della partita, 26-27 quando è. Però poi la Sampdoria alla fine con tutto il suo casino riesce a trovare il pareggio perché Manolas fa un fallo ingenuo, ma Gabbiadini trasforma il rigore, ma Meret ci stava quasi, un peccato perché Meret la tocca ma non basta. È 2-2 della Samp, ma non finisce qui perché il Napoli non molla. Gattuso mette dentro Demme, mette dentro Mertens, cambia totalmente, poi alla fine mette anche Politano, ma prima inserisce Demme e Mertens. Demme entra e fa gol, fa un gol dove Mario Rui e Insigne se la scambiano, Mario Rui cross in mezzo, Insigne tira addosso al difensore, Demme si fa trovare lì pronto, palla sul piede sinistro e gol. 3-2 del Napoli, poi il Napoli trova anche nel finale il 4-2 con Mertens da fuori area. Meno male, tengo ancora aperto, meno male ci hanno fatto a vincere. È questo che dobbiamo fare. Mi è piaciuta la prestazione del primo tempo, secondo tempo siamo calati tanto, è venuta fuori la Sampdoria, siamo andati in difficoltà, abbiamo sofferto tanto, ma alla fine i cambi hanno fatto rivenire fuori il Napoli e prendere la vittoria. Meno male abbiamo una panchina lunga, meno male abbiamo acquistato i giocatori che mancavano a questo Napoli a centrocampo, ovvero Lobotka e Demme, che stanno facendo già vedere la loro impronta nella squadra, il loro dinamismo, il loro gioco.
finalmente si rivede il Napoli, finalmente, anche se abbiamo sofferto tanto, ma quel che conta è il risultato. È voluto il risultato, riesci che ce ne fotte, voglio, amma vinto, a Safa Maron. Niente, voglio, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti like, se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sandoriani sotto il video di Napoliello 87 e mangiatevi 4 limone bella zugusa. Buonanotte a tutti amici, con il limone in bocca e forza Napolese!